Eder, Mech, Pallister. Liliana è stata posata per la prima volta dietro una rete che era sconnesso il modo di portarla per metterla più in libertà, chiamiamola così se si può. Ho fatto i primi rilievi per vedere se era lei, infatti c'era il medico che cercava se aveva cose già dette, rivedute, ridette, il ciuffo bianco, perfino hanno voluto vedere se aveva un orologio rosa. Chi ha detto a chi lo cercava che lei doveva avere addosso un orologio rosa? Lei è scomparsa, non si sa bene se aveva l'orologio rosa o no, ma chi la cercava qua cercava l'orologio rosa. Come mai sapeva? Abbiamo ricostruito più volte la chiamata delle 8:22, ma cosa vi siete detti? Poche cose, perché in 1 minuto e pochi secondi mi ha detto semplicemente che dovendo andare alla Wind per fare un'operazione poteva ritardare di qualche 10-20 minuti, massimo mezz'ora, e per cui faceva tardi per il nostro appuntamento del martedì. Stamattina avevo saputo che Claudio era scatenato e che oggi pomeriggio avrebbe detto cose pesanti e si poteva anche inguaiare. Per questa ragione gli è stato consigliato di non farlo. In ogni caso Claudio ci fa sapere che in quel telefono anche a suo avviso ci sono state manomissioni. Anche sì, secondo lei, infatti probabilmente per questo motivo lei andava a comprarsi un altro telefono perché me lo aveva in qualche maniera anticipato, temeva, e poi i fatti le hanno dato ragione, di essere intercettata dal marito, motivo per il quale con ogni probabilità lui sapeva già da tempo, probabilmente da mesi, tutto ciò che faceva Liliana e quindi anche della vostra relazione. Alle 8:22 lei fa una telefonata, a quello che abbiamo saputo dopo. 8:22, io vorrei sapere, e lì è cambiato qualcosa in Liliana. Lei ha telefonato a Claudio dicendo, questo dice lui, arriverò più tardi. Cioè io penso che una telefonata così duri 8-10 secondi. Lei indubbiamente ha parlato con Claudio e di conseguenza qualcosa è successo. Probabilmente lei si è resa conto che questo presunto racconto che fa Claudio non rappresentava la sua idea. Mi sembra impossibile che lei si sia suicidata. La voglia di vivere che aveva Liliana in quello che ha lasciato in casa, i nostri programmi. Noi in febbraio dovevamo andare in Brasile. Chi ha cancellato allora alla fine questa chiamata? Forse la stessa Liliana? Potrebbe anche essere, perché qualche telefonata, da quello che so, io la cancellava, ma poteva essere inutile perché la telefonata era già stata, ci sono le prove che il suo telefono era sotto controllo, prove delle celle telefoniche che danno il suo telefono controllato. Perciò l'ho detto 1000 volte, noi a giorni, cioè il giorno 16 o 17, dovevamo partire, allontanarci da Trieste assieme per la primissima volta, passare un weekend assieme. Dal ritorno in poi lei avrebbe avvertito parenti, amici, eccetera, che la sua vita era cambiata. Si parla di pochi giorni. Ecco perché lei è scomparsa quel giorno, il 14, perché era l'ultimo giorno utile, secondo me, per farla scomparire. Altro che suicidio. Quale suicidio? Liliana può essere stata prelevata da qualcuno che conosceva in macchina, portata non si sa dove, probabilmente volendo o non volendo è stata percossa, perché le fotografie lo dimostrano. Prima o dopo il fratello Sergio le farà vedere al mondo e si vedrà che lei è stata percossa in più parti del viso. Dopodiché non voglio trovare assassini in giro a questo punto. Lei potrebbe perfino essere morta per il colpo apoplettico che ti dà uno schiaffo, un pugno, un qualcosa di simile che non ti aspetti. Ma non è stata soccorsa, anziché essere soccorsa lei è stata tenuta o è stata aiutata a morire, se così possiamo dire, è stata tenuta da qualche parte 20 giorni, 21, e poi esposta in bella mostra perché doveva essere ritrovata, lei doveva essere ritrovata, altrimenti altri 8 metri più in là inizia il burrone, rotolata giù di là, non l'avrebbe più vista nessuno, sarebbe stata mangiata dai cinghiali che allora pullulavano qua.
Una domanda che ci si pone a Trieste: il GIP nei suoi 25 punti aveva chiesto che fossero riascoltate alcune persone, ebbene gran parte di queste ad oggi non sono ancora state ascoltate. Non c'è bisogno di fare i nomi perché molte si possono facilmente immaginare. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.